conclusa ieri al Parco Fluviale di Sandona di Piave la 3 giorni dell'Adventure River on Tour, festival nato alcuni anni fa dall'idea di intraprendere un viaggio alla scoperta di territori speciali lungo 3 fiumi, tra escursioni, sport e avventura. Vittorio Veneto col fiume Meschio, Cacorniani di Caorle e il fiume Livenza, Sandona e il suo Piave sono stati i protagonisti del festival. Quello che cerchiamo di fare è di creare una rete di soggetti sul territorio che siano sensibili e interessati. Un'altra cosa che abbiamo cercato di fare è di mettere assieme diversi progetti proprio per ottimizzare l'effetto rete e avere più coinvolgimento e soprattutto anche occasioni di confronto. Quindi abbiamo attivato in questo festival il progetto Piave Heritage, che ha dato vita a degli atelier di impresa inaugurati proprio in questi giorni e che oggi alcuni dei nostri partecipanti alla Ciclo Vintage andranno a visitare. Abbiamo creato una partnership con il progetto Gira Livenza, che da alcuni anni si attiva per la valorizzazione del fiume Livenza in termini appunto di fruizione turistica, sportiva, naturalistica, e il progetto Enjoy the Rivers, che è il progetto finanziato dalla Regione Veneto che ha messo assieme questi territori e che quindi abbiamo cercato appunto di coordinare e coinvolgere nel loro complesso. In ciascuna delle 3 città toccate è stato allestito un villaggio in cui le persone hanno potuto partecipare a corsi e attività di yoga, equilibrio e meditazione e ancora escursioni, trekking e nordic walking alla scoperta dei territori, oltre ad attività di running, uscite in kayak o con le barche elettriche. Questo festival nasce sulle rive del Piave, dove ci troviamo ora, nel 2017, nasce da un altro festival di avventura che è nato sulle montagne, è un suo gemello che è nato in riva ai fiumi e ha portato tantissime attività qui lungo il Piave, e per la prima volta poi ha iniziato a estendersi, a seguire altri corsi d'acqua e a raggiungere altre zone bellissime del Veneto. Un festival che negli anni ha trovato via via sempre più favore di pubblico, che non è mancato neanche in quest'anno ancora difficile per l'organizzazione degli eventi. Un vero festival di attività all'aperto, in natura, con sport, armonia e insomma tanti sorrisi. C'era assolutamente bisogno, le persone grandi e piccini hanno bisogno di ritrovarsi, di stare assieme, e quindi credo che questo contesto sia quello giusto, non grandi assembramenti, non mega concertoni, ma insomma lo stare assieme in tranquillità. E per il 2022 già fervono le idee in cantiere. C'è molta progettazione e vorremmo continuare con dei progetti. Sicuramente faremo un evento di bici itinerante che sarà nei primi mesi dell'anno 2022 e quindi proseguiremo, diciamo, con lo sport, con l'avventura, con l'esplorazione di quello che è anche il territorio un po' più nascosto del nostro Veneto, e anche con tutta la parte enogastronomica che non può mancare.